Un programma ricco, intenso, se ce lo illustra? Sì, oggi presentiamo insieme con il sindaco del comune di Agrigento il programma dell'attività della società Dante Alighieri, organizzato in sintonia e in collaborazione, oltre che col patrocinio della regione siciliana, anche con il consorzio universitario di Agrigento, l'ex provincia regionale, più il museo diocesano di Agrigento, il parco archeologico, l'associazione Il Cerchio, l'Accademia Teatrale di Sicilia, la casa editrice Medinova, più alcuni ordini professionali come quello degli architetti, degli avvocati, degli ingegneri, dei medici e dei geologi. In più c'è anche il Club Empire. Questo programma parte da un'idea. L'idea di fondo è quella che la cultura è fondamentale in una vita, in una società civile, ed è fondamentale anche per affermare quei valori, tra i quali quello della pace. E proprio in questo momento in cui vediamo quello che sta succedendo in ambito politico internazionale, evidentemente la cultura assume ancora di più un ruolo fondamentale per affermare i valori di pace e di solidarietà. Il programma è abbastanza ampio, comprende varie iniziative, la prima che parte proprio il giorno 21, che parla di cultura, società e pace. Poi ci saranno altri incontri su tematiche di ampio respiro, come quello per esempio del Il mare e le pietre raccontano, come anche quello del Andando tra i ricordi, e in collaborazione proprio con l'Archivio di Stato a giorni partirà una mostra digitale sul molo di Girgenti. Evidentemente collaborare insieme, lavorare per un unico obiettivo, che è quello di diffondere la cultura, è fondamentale per noi e per il territorio. Voi contribuite fattivamente alla riuscita di questo programma organizzato dalla professoressa Ierna con la Dante, un programma ricco di eventi che vede la partnership di tanti soggetti culturalmente impegnati nel nostro territorio. Sì, la nostra matrice che si è finalmente trasfusa nel territorio, la nostra matrice che sarebbe la rete, il network, cioè quello di poter unire la programmazione negoziata, ci è stata insegnata ed è uscita alla fine degli anni 90 proprio per questo, e noi siamo partiti da lì e continuiamo a trasfonderla, tanto è vero che ora la Dante Alighieri in pochi anni riesce ad avere un grosso consenso, ma soprattutto la collaborazione di tutte queste associazioni e di enti pubblici pure, oltre che per persone private, intellettuali, perché poi non è solo l'organizzazione, è la partecipazione attiva di tanti intellettuali, studenti, studiosi e servizi tali da poter fare in modo di diffondere la cultura della lingua italiana, e anche in altri temi come quello della pace o altri temi come quello della storia del nostro territorio di Agrigento. Un programma ricco e vasto di grande interesse culturale. Sì, poco fa l'ho detto e lo ripeto, la finalità di questo programma è quello proprio di far conoscere ai nostri giovani, e proprio posso leggere letteralmente, una memoria storica e dell'arte. Quindi divulgare la cultura, divulgare l'arte, divulgare la letteratura, far conoscere la nostra storia, i nostri antenati dal punto di vista letterario, sia per quanto riguarda una letteratura siciliana, ma anche per la letteratura italiana in genere. La cultura è alla base della civiltà di una nazione.